Va ora in onda la rassegna stampa. Sì. Inquadra le mutande 7:29. Io non posso cominciare così. Adesso vengo da te, guarda, vengo da te, Picciu. Guarda cosa non bisogna fare, cioè i registi che adesso sono le 7:30, si può cominciare. Adesso, cioè, non è pensabile. Ti fa cominciare prima. L'orario sindacale sono le 7:30, capisci? Io se comincio prima, i miei ascoltatori non capiscono più niente. Dico, ma chi è? Ma è una replica, è vero, è finto. No, questa è proprio una replica, ricordiamolo. Oggi è lunedì. Col cavolo, oggi è venerdì. E queste sono le mutande di Sammy Varin. Diciamolo, alla fine lo avete scoperto, siamo rimasti in mutande. Noi, se venite a trovarci negli studi di Milano, in via Bellerio 41, metropolitana a Foricentro, facilissimo trovarci, siamo a 500 metri dalla metropolitana. Noi gadget ce li abbiamo, non come certe radio che fanno i giochi a premi e poi dopo gli chiedi che cosa ho vinto, niente, come niente. Cioè uno fa una fatica anche boia per indovinare, per magari, che ne so, sono quelli che fanno il cruciverba ad esempio, dopo cosa ho vinto? Niente, perché non abbiamo niente. Noi lo diciamo, noi siamo rimasti in mutande, ma vi diamo pure quelle. Vi diamo pure le nostre mutande. Ed eccole, le mutande di Radio Libertà, signori, con l'autografo di Sammy Varin. Questa è roba veramente da collezione. Non mi ricordo se li avevo messe su o no, forse sono anche usate, sì. Queste le ho distribuite a Pontida l'anno scorso e un nostro fido ascoltatore, appena un po' maniacalmente, le ha messe sotto vetro, sotto conserva, in una teca che io consiglio a tutti voi, perché in effetti, insomma, mutande sotto vetro non le avevo mai viste, vero? E poi soprattutto con l'autografo, vedi, Sammy Varin, Pontida 2025, cioè è che è una cosa pazzesca, da collezione. Bravo questo ascoltatore anonimo, e gli conviene non dire chi sia, però sono contento perché questo è amore verso di noi. Buongiorno Simone, salve, è bello essere tutti insieme. Venerdì 3 luglio 2026, è tempo di compleanni, ci sono tanti cancerini che diventano grandi in questi giorni, fanculo, ma d'altronde bisogna pure resistere, resistiamo all'età e anzi, facendo radio ci si sente sempre giovani, lo dico chiaramente, penso che riguardi anche voi ascoltatori, nel senso che voi la state facendo con noi questa radio da decine e decine di anni, ancora quando eravamo Radio Padania Libera. Una radio come la nostra non può esistere senza voi ascoltatori che ci telefonate, che ci inviate messaggi WhatsApp al 3406709659, che approfittate di una radio che oggi si chiama Radio Libertà proprio per farvi sentire dire la vostra, protestare, cercare di fare in modo che le proteste servano a qualche cosa in questo paese. È forse il motivo, forse l'unico per cui esiste ancora questa radio, portare le vostre proteste a divenire proposte e quindi a diventare delle vere e proprie leggi. Che poi non le rispetti nessuno, questo è un altro problemino. Ne parliamo tra poco, signori. I Maranza sono arrivati a Roma. Sono arrivati in Maranza. Sono tutti preoccupati, sti romani. Allora, qui a Milano siamo da decenni pieni di Maranza. Adesso arrivano a Roma, fate tutto sto casino. Impazzire, si dice così ai tempi militari. Impazzire! Ve li beccate anche voi e vediamo, chissà mai che quando il sindaco di Roma è a tu per tu con un Maranza magari decida di essere un attimino più intransigente. Il taser,
Non l'ho sentito nominare il taser a Roma ancora, spero che lo utilizzino. Buongiorno cari ascoltatori vicini e lontani. Sì, quando è venerdì siamo piuttosto frizzanti. Il Corriere addirittura lo mette in apertura, signore. Adesso io capisco che è potente, potentissimo, capisco il lato umano che ha detto che ha una malattia, però cioè, forse dovremmo esserci tutti noi in apertura sul sito del Corriere della Sera quest'oggi, e lui chiaramente c'è perché è importante, però vabbè, ho espresso il mio parere. Intervista a Mastella oggi sul Corriere della Sera, sia nel cartaceo e sia sul sito, addirittura in apertura, la notizia più importante. Ho un tumore, ora la mia paura è morire da solo. Quando l'ho saputo mi è mancato il fiato, devo decidere se operarmi. Naturalmente noi facciamo tanti auguri a Clemente Mastella, lo sapete, è un decano della politica. Quanti soldi dati per la politica, cioè nel senso che se li è presi lui come stipendio, chiaramente tutta invidia la nostra, ma soprattutto, ripeto, chi di voi ha un tumore, ha una malattia molto grave, eccetera, forse qualche altra fotografia sul Corriere, magari anche di chi sta morendo in silenzio di quella malattia? Non so, non le capisco queste cose, ma forse mi sono svegliato male. Vediamo se Repubblica apre un po' diversamente. Lei non ha l'intervista a Mastella, almeno non oggi, lo intervisterà domani, e quindi ci mette il calcio, Portogallo-Croazia 2-1, se vi interessa. A me no. Lo scontro Rai, signori, questo c'è proprio dappertutto. Azzerata la vigilanza, l'opposizione lascia. Denunciare non è servito. Un retroscena su Repubblica dice che è una mossa per oscurare il giorno dei palinsesti, perché proprio in queste ore vengono presentate le nuove trasmissioni Rai e quindi la Rai viene sputtanata. La destra già dice ci vendicheremo. Lo volete? Lo volete o non lo volete? Ditemelo subito. Certo che lo vogliono. Il nostro quotidiano di riferimento. No, guarda, vi faccio un panorama generale di titoli. Dai, oggi mi sento così. Il Corriere, Kiev, l'attacco più duro. Repubblica, vigilanza Rai nel caos. La Stampa apre invece con l'intervista a Mezzola, difesa, va speso di più, e avete capito, insomma, anche Mezzola forse l'ha capito, che l'Italia dovrebbe spendere ma non lo farà. La Stampa apre anche con il caldo a Torino Capitale. Torino Capitale, che vuol dire Torino Capitale? Perdonami, sono addormentato. Torino Capitale, a giugno 9 gradi in più, record di morti più 35%. Non ho capito cosa c'entra, perché la Stampa di Torino Capitale, capito? Cioè noi a Milano non si può dire Milano Capitale, altrimenti sei della Lega. I comunisti della Stampa possono scrivere. No, intendeva qualcos'altro sicuramente. La Stampa parla anche delle zanzare. Sopra i 2000 metri ci sono le zanzare. Argomenti importanti oggi sulla Stampa. Ok. Andiamo un po' più in giù e vediamo. Oddio mio, mi sono comparsi tutti i giornali sportivi, la Gazzetta. Ma che cosa sono queste cose? Non capisco. Parlano un linguaggio a me oscuro. Se amate il calcio, girate su un altro canale, signori, con Sammy Varin. In questa, tra virgolette, rassegna stampa non esiste assolutamente il calcio. Vado direttamente sul Messaggero. Terremoto in vigilanza Rai. La Verità chiaramente sta su altri argomenti, e questo ti dico è bello tosto. I giudici si aumentano la paga di 16.000 euro, tra poco lo vediamo. Il Giornale, meno tasse più lavoro, Meloni tira dritto anche con Trump, mentre in taglio alto il Giornale scrive Maranza su Roma, paura al Colosseo.
Ah, oh. Il Tempo, i grillini fanno scudo all'uomo mascherato, si riprende naturalmente la vicenda Conte, maschere, farlocchi, eccetera. Libero, divertentissimo, scomunicato pure Vannacci. E sarà contento il nostro Marione nazionale, sto parlando di Mario Borghezio, storico rappresentante della Lega, bello tosto, eccetera, che poi sai, quando a una certa età effettivamente non puoi sempre pensare di essere europarlamentare, di essere eccetera, ha iniziato a girare in altri partiti, no? Un po' di chi, un po' di là, come altri del resto. Sai, quando perdi la cadrega, sputi nel piatto dove hai mangiato e chiaramente giri ovunque. E Borghezio, non so se lo sapete, è finito con Vannacci. Alla fine, lui che predicava la secessione, insieme al sottoscritto chiaramente, è andato da quello più centralista del mondo. Vabbè, è andato a vedere la messa dei Lefebvriani. Scomunicato pure Vannacci, titola con un po' di fantasia il quotidiano Libero, però è divertente. L'ideologo del generale Vannacci con Borghezio e altri fedelissimi alla cerimonia dei 4 vescovi lefebvriani. Per il Vaticano sono tutti scomunicati, perché non so se sapete questa cosa, hanno scomunicato i vescovi che sono stati eletti non dal Papa, ma nello stesso tempo scomunicano tutti quelli che aderiscono a questa teoria che non è quella ufficiale, capito? E quindi anche se tu ci sei andato, sei scomunicato pure te. Faccio pazzesco. Chi segue i Lefebvriani o finisce dritto nello stesso calderone degli scismatici con tanto di sacramenti declassati, capito? Chi brama il perdono deve firmare una lettera di pentimento scritta di proprio pugno al pontefice, accettando senza riserve il Concilio Vaticano II e la messa in lingua volgare, ok? Il rischio concreto di giocarsi la salvezza eterna per una questione di declinazioni latine non ha spaventato Don Davide Pagliarani, pronti a essere trattati da ribelli, né 2 spettatori d'eccezione, Mario Borghezio e Lorenzo Gasperini, saliti in Svizzera alla testa dei Vannacciani d'Italia. Ragazzi miei, Mario Borghezio va proprio in brodo di giuggiole oggi, in apertura sul quotidiano Libero, santa polenta. Però vuol dire, sai, che ha un significato tutto questo, perché appena incontriamo Vannacci gli chiederemo cosa ne pensa di questa scomunica. E avremo altro pane su cui litigare, vero? È vero. Scendiamo più in basso, siamo sempre sul Libero. Assunzioni nella giustizia, ai gufi 10.000 schiaffi, 10.000, quasi 10.000 assunzioni a tempo indeterminato nella giustizia, ma anche 10.000 risposte a quanti davano il mandato di Carlo Nordio ormai per finito. Dopo la sconfitta al referendum del 22-23 marzo, da sinistra si invocavano le dimissioni del ministro della giustizia, chi in modo più velato, chi sparando a palle incatenate. Il ministro Nordio non può fare finta di niente, sarebbe necessario si dimettesse, attaccava il leader di AVS Fratoianni. Bene, 10.000 schiaffi al povero Fratoianni perché sono arrivate quasi 10.000 assunzioni a tempo indeterminato nel settore giustizia. Attenzione ai partigiani. Cosa dice Quirinale, veto dei partigiani, Colle a destra, dittatura. Allora, editoriale di Francesco Storace, ma anche del direttore Alessandro Sallusti, la marcia su Roma dei professionisti degli affari loro.
L'Associazione Nazionale Partigiani sostiene minacciosa che non è neppure immaginabile che uno di destra diventi presidente della Repubblica. Ce li vedo nel caso l'ipotesi si realizzasse, questi nuovi brigatisti darsi alla clandestinità, imbracciare il mitra, risalire le vallate per raggiungere le montagne da cui combattere una nuova resistenza contro le soverchianti forze lealiste. Dalle brigate Garibaldi alle brigate Fratoianni Schlein, cosa che conferma la felice intuizione di Marx. La storia si ripete sempre due volte, la prima come tragedia, la seconda come farsa. Lo scrive oggi Alessandro Sallusti nel suo editoriale sul quotidiano Libero, dove non manca anche e certamente il Mastellone che si mette a piangere. Clemente Mastella ieri in chiesa a Benevento ha parlato della sua malattia, tumore ma anche insulti social. Mastellone, tieni duro. Ed è incredibile tutto questo affetto per Clemente Mastella, ci fa piacere, li vogliamo bene anche noi, ma veramente non ce l'aspettavamo. Articoli ovunque. Vogliamo il quotidiano Libero, ma ci ritorniamo perché è pieno zeppo di roba buona. L'Unità, che è un po' che non vi leggo, giustamente gli argomenti sono sempre gli stessi ogni giorno, sembra lo stesso giornale, ma è di un altro giorno. Bambinicidio, ecco i numeri della strage israeliana protetta dall'Occidente, ecco il dossier ONU e l'inchiesta di B'Tselem. Articolo scritto niente poco di meno che da Nichi Vendola. Wow! Ok, chiaramente oggi sull'Unità c'è veramente roba buona. Strage di civili, 21 morti, 86 feriti, brucia Kiev, la Pax dello zar. Piero Sansonetti invece si dedica a un altro sport che gli è più congeniale. Uccidere un fascista non è reato? Ora lo Stato vuole uccidere Cavallini e naturalmente vi lascio la sorpresa di scoprire cosa stia succedendo. Altro quotidiano per voi di riferimento, so benissimo, il quotidiano comunista Il Manifesto, che oggi dovete assolutamente comprare perché apre con stop al televoto e con l'immagine naturalmente della Meloni seduta sulla sua poltrona in diretta come se fosse una conduttrice. I rappresentanti dell'opposizione si dimettono dalla commissione di vigilanza bloccata per quasi 2 anni dalla destra perché voleva imporre un proprio nome alla presidenza Rai. Te l'ho detto, se fanno tutto sto casino per il presidente della Rai, tu pensi che ci lasciano passare un presidente della Repubblica non di sinistra? La mossa della minoranza alla vigilia della presentazione dei palinsesti targati Meloni per provare ad arginare l'ingordigia della premier piglia tutto in vista delle elezioni politiche. Non ce lo faranno mai un presidente della Repubblica non di sinistra. Si dimetteranno in blocco tutti i parlamentari piuttosto. Ci vuoi scommettere? Mago Varin ha fatto la previsione. Oh, non ve l'ho detto, io sto parlando a vuoto? No, sto parlando a voi. Scrivetemi WhatsApp. Sì, se no che cosa leggo io tra 10 minuti? Io ogni mezz'ora leggo i WhatsApp a commento della rassegna stampa che mi spedite al 340 67 09 659. Cavolo, non me ne stanno arrivando. Cosa faccio? 340 67 09 659. Mi raccomando, conto su di voi. Però manifesto anche basta, grazie, sì, ne abbiamo abbastanza. Il secolo d'Italia, vedi come si cambia subito clima. Il lavoro ritrovato, è una Meloni splendida, la amiamo con quella bella facciotta. Bella. Meloni conquista il popolo della Will, dal salario giusto all'umanesimo digitale. Anche qui non sto a leggervi l'articolo, ma chiaramente, signori, è roba buona, roba vostra. E poi, non vorrei dire, non vorrei dare, ma zitto, il secolo d'Italia
è quello che costa meno. È il quotidiano che costa meno. Sai quanto costa il Secolo d'Italia? €1, signori, molto di meno di quanto io vi chiedo per sovvenzionare la vostra radio preferita, Radio Libertà. Vi chiedo €5, signori, non dico tutti i giorni, esoso, ma almeno una volta all'anno. Conto corrente postale 37671294 371294, intestato a Radio Libertà Milano. Se siete internetari, andate sul sito radiolibertà.net, in alto a destra, dona ora, cliccate lì, con una semplice carta di credito fate ciò che volete e poi c'è riepilogato il conto corrente postale, eccetera. Grazie a chi ci può sostenere, solo se potete naturalmente, mi raccomandi, prima egoisticamente pensate a voi e ai vostri cari, ma se avanzano quei €5 ricordatevi di noi, perché noi campiamo davvero grazie al vostro sostegno. Vi faccio vedere per ultimo Il Riformista, perché ha una bella apertura. Affonderai, che ridere. Viale Mazzini senza presidente, la vigilanza si dimette, nel caos la voce grossa di gruppi e sindacati pro PAL, l'ex Iena Monteleone nel mirino, non si allinea su Gaza. Chiaramente, signori, sto qua a menarvi il torrone, ma oggi su tutti i giornali, intervista, cani e porci, neanche un leghista riguardo la RAI. Leggetevele. Comprate un giornale, leggetevele. Se avete scelto Sammy Varin e Radio Libertà, volete qualcosa di diverso, e io vi giuro, mi cascasse il microfono, vi do qualcosa di diverso questa mattina. Yeah. Intanto, se state sul Riformista, che costa soltanto, col cavolo, costa €2 Riformista. C'è Milano verso il voto, tra sondaggi, primarie e candidature, l'analisi di Diamanti, oggi sul quotidiano Il Riformista, sappiatelo. Ma so benissimo che andate da un'altra parte. Io vi conosco benissimo ormai, ragazzi. Faccio radio da quasi 50 anni. Sono nella Lega dall'87, signori, tessera RIA, qualcuno ancora non lo sa, ne sono sicuro, io lo ripeto, e allora lo so che vi devo portare sul libero, prima di tutto perché c'ha in apertura appunto scomunicato pure Vannacci, e questa è una cosa che ci fa molto ridere, anche perché molti di voi, praticamente tutti, avreste voglia di scomunicare Vannacci. In realtà è un'estensione del concetto il fatto che Marione Borghezio sia andato ad assistere alla messa dei Lefebvriani. Vuol dire che è stato scomunicato, e per la proprietà transitiva dell'uguaglianza, essendo Marione Borghezio all'interno del Partito Futuro Nazionale di Vannacci, abbiamo scomunicato anche Vannacci e tutti voi che vorreste votare Futuro Nazionale. Siete scomunicati, così imparate, cicca cicca. Dai, sto scherzando un po', ma siamo curiosi noi giornalisti di capire che cosa dirà Vannacci, e se magari scomunica a sua volta Borghezio, che è stato scomunicato dai Lefebvriani, e Marione, dopo ti scomunicano cani e porci. Dai, ridiamo. Cosa dobbiamo fare? È una valle di lacrime, noi ridiamo. Entro sul libero. Guarda cosa ha fatto. Sono entrato su Libero, mi ha sbattuto fuori il software, capisci? Questo è il Karma Chameleon, il Culture Club. Va bene, grazie a chi sta aiutando Radio Libertà. Conto corrente postale 37671294, un computer nuovo per quello straccione di Sammy Varin. Scrivete così nella causale, casualmente causale, dopo la donazione. Io veramente, ma un giorno ce l'avrò, è un computer nuovo, ne sono certo. Tu clicchi su un quotidiano che non sia di sinistra e ti sbatte fuori. È fatto così, infatti i comunisti sono fatti così, ovviamo, Meglio i comunisti, ragazzi, che quelli che si nascondono dietro, eccetera. Noi non ci vergogniamo a dire chi siamo, ragazzi. Qui Lega,
io vi parlo da via Bellerio, storico fortino della Lega, ok? Solo Albertino da Giussano, non me ne frega niente se a guidare c'è Salvini, se c'è quello, non me ne frega niente, le idee sono quelle, capito? Al di là di chi guida la Lega bisogna raccontarle in diversi modi. C'è uno che parla così, c'è uno che parla così. C'era Vannacci poteva raccontare benissimo le idee della Lega, peccato che recitasse. Questo è il velo pietoso. Ho steso un velo pietoso e quando stendo il velo pietoso non si sente più niente, capito? Simone mi guarda con aria pietosa, è il velo pietoso. Disoccupazione ai minimi storici, signori, pagina 2 di Libero che ci dà un po' di pepe in culo. Avete mai provato ad avere il pepe in culo? Non riuscite a stare più fermi e se comprate Libero oggi è così. Disoccupazione ai minimi storici e 228.000 posti di lavoro in più. Per l'Istat a maggio diminuiscono gli occupati, meno 22.000, ma sull'anno scorso il saldo è ancora positivo. Prosegue il calo dei precari, i contratti a tempo indeterminato sono cresciuti di 275.000 unità nel 2025. Il Carroccio dice crolla il castello di carte della sinistra, ok? Ed è una bellissima notizia, chiaramente, signori, ve le diamo noi, a differenza di altri giornali, le buone notizie quando ci sono. Meloni sulla manovra conquista la platea Will. E Will, non è un Will, un modo di parlare un pochino così. Will è un sindacato importante. La Premier al congresso della Will rivendica i suoi risultati. Abbiamo aumentato il netto in busta paga per milioni di italiani, soprattutto ai redditi bassi. E l'hanno applaudita. Pagina 3. Assunzioni nella giustizia, 10.000 schiaffi ai gufi, signori. Finalmente, io sono stufo di prendere schiaffeggiamenti, adesso ve li beccate voi. Stabilizzati i contratti dei dipendenti PNRR grazie ai fondi del Ministero. Soddisfatto Nordio, risultato storico. Entro l'anno completeremo le coperture dell'organico della magistratura. Ditemi voi. Taglio basso, siamo su Libero, ragazzi, e oggi secondo me è quotidiano da comprare, ma non c'è solo Libero, vi dico già, bada ben, perché poi voi mi girate, lo so, su altre radio, bastardi, state con me, non girate su Radio Italia che mette sempre le stesse 10 canzoni, che cavolo, e neanche su Radio DJ che a quest'ora fanno i deficienti, ce n'è uno qua che fa il deficiente, io, dicendo cose che vi servono per la vostra giornata politica. Dopo vi leggerò l'intervista di Luca Zaia sul Corriere. Attenzione, intervista sibillina. Cosa vuol dire? Che parla di tutto tranne che di quello di cui vorremmo parlasse. Giuro. No, parla di cose importanti, parla di femminicidio e Vannacci che vorrebbe un attimo toglierlo perché in effetti è lui, cosa gliene frega, però non c'è una domanda che una su cosa potrebbe fare in futuro Luca Zaia. Io non capisco niente, secondo me sta preparando qualcosa e non lo vuole dire e ha detto chiaramente subito al giornalista: parliamo di tutto ma non parliamo di politica. Lega, basta risarcimenti ai criminali, taglio basso del quotidiano Libero, depositato in Senato il DDL per eliminare gli indennizi ai rapinatori. Applauso. Non so se l'avete capito, ragazzi, ma qui c'è gente che si è difesa e deve pagare la famiglia del morto, e se non è morto deve pagare ancora di più perché magari povero è rimasto in sedia a rotelle, eccetera. È un lavoro pericoloso fare il ladro, ragazzi. La Lega dice basta, stiamo dalla parte delle vittime e le vittime non sono i ladri. Stop ai risarcimenti per i criminali. Troppo spesso chi subisce una rapina nella propria casa o nel proprio negozio, oltre al danno, si ritrova la beffa. Difendendosi, infatti, si rischia di finire davanti a un giudice che nel migliore dei casi,
perché ci sono anche quelli peggio, può condannarti a pagare grosse cifre a titolo di risarcimento al ladro morto o ferito. Cioè, anche se gli dai una spinta e si fa male, capisci? Povero ladro. Allora ci voleva la Lega, ok? E qui, ragazzi, voglio un boato. Fatemelo sentire, boato. Sì. Bravi, ho sentito. La Lega ha presentato in Senato il disegno di legge per escludere i risarcimenti nei confronti di chi commette determinati reati. Pensiamo per esempio ai casi di violazione della proprietà privata. Con il disegno di legge si intende introdurre nel codice civile il principio secondo il quale la condotta dell'aggressore esclude il concorso di causalità e quindi la colpa del creditore, spiega Massimiliano Romeo, capogruppo dei senatori del Carroccio, con Erika Stefani, capogruppo dei leghisti in Commissione Giustizia. In sostanza, chi commette un reato non può pretendere di scaricare sugli altri le conseguenze economiche della propria azione criminale, un principio sacrosanto. Un disegno di legge depositato al Senato va a integrare le norme sulla legittima difesa che l'allora governo giallo-verde, su iniziativa del partito di Salvini, aveva approvato. Con questa norma rafforziamo l'ottima riforma sulla legittima difesa approvata nel 2019, con la quale abbiamo inaugurato un sistema di tutele verso chi subisce le conseguenze di un reato altrui, continuano Romeo e Stefani, insistendo sull'attenzione della Lega al tema sicurezza. La Lega non ha dubbi, stiamo dalla parte di chi si ritrova un delinquente in casa o nel proprio negozio, che subisce violenza, minacce e di certo non deve essere costretto a risarcire il ladro. Una norma di buon senso che auspichiamo sia calendarizzata subito, è la chiosa degli esponenti della Lega. Una proposta che oltretutto arriva anche in un momento particolare. Il prossimo 15 luglio arriverà la sentenza della Cassazione sul caso del gioielliere Mario Roggero. Ricorderete, ne abbiamo parlato ieri, condannato a 14 anni e 9 mesi in appello per aver ucciso 2 rapinatori che avevano preso in ostaggio lui e i familiari. Oltre al carcere, i giudici hanno stabilito per lui una provvisionale da 780.000 euro, somma che potrebbe crescere in caso di condanna in via definitiva e dell'avvio di una causa civile da parte della famiglia dei rapinatori. La loro richiesta complessiva, quella della famiglia dei poveri rapinatori uccisi, è di oltre 3 milioni di euro.
Roba buona, roba di qualità. Ogni mezz'ora Sammy Varin lancia un artista indipendente sconosciuto a livello nazionale, ma che merita il vostro ascolto. Oggi Paul Robino con Vince Tempera in questo Conosco delle barche. Se amate il mare, c'è un intero album dedicato al mare cercando Paul Robino, con una collaborazione d'eccezione che è quella del maestro Vince Tempera. 6 minuti dopo le 8 del mattino, non so perché, mentre ascoltavo questo pezzo, non c'entra niente, mi è venuto in mente il Rondò Veneziano. Vi ricordate il Rondò Veneziano, storico gruppo, tutti vestiti in abiti del passato? Oh, pare che ritornino a suonare in Italia. Ragazzi, cercateli su Facebook, intorno a metà di luglio suoneranno a Bergamo ed è una cosa bella bella, nel senso che vi ho detto tantissime volte che mi mancano, ma manca anche come tipologia di musica Rondò Veneziano. Non c'è più stato nulla di simile, o comunque se esiste non è simile. E se ritornano a suonare nel nostro paese, perché poi se ne erano andati, avevano litigato, non so con chi, distribuzione, case discografiche, eccetera, se ritornano sarebbe interessante. E io li vado a beccare subito, li vado a beccare subito, assolutamente, lo sapete, quelli non famosi o che per qualche motivo non riescono più a rientrare nei grossi interessi sono miei, assolutamente sì. Va bene, niente, ritorniamo tranquillamente ai quotidiani. Non prima di avere salutato, stavo sbirciando prima mentre condividevo questa diretta ai tantissimi che ci guardano sulla pagina Facebook di Lega Salvini Premier. Ricordate, siamo in diretta audio e video anche lì, oltre che su YouTube, oltre che naturalmente sulla app di Radio Libertà. Scaricatela dall'App Store sul vostro cellulare e ci portate ovunque, anche se andate in vacanza in Norvegia. Certo, se siete in Italia, ricordatevi che siamo nel canale DAB di Radio Libertà, anche qui in tutta Italia, senza spendere soldi su internet, perché è un canale di onde elettromagnetiche. Eh sì, sono onde digitali, ma sono sempre onde elettromagnetiche. Una radio DAB la vendono dappertutto ormai. Se avete un'auto degli ultimi 5-6 anni, ha dentro la radio DAB, oltre che FM, AM, eccetera. Se guardate c'è scritto anche DAB. Voi schiacciate il tastino DAB del vostro cruscotto e vi entrano tante di quelle radio nuove che non immaginate neanche, qualunque sia il vostro gusto musicale, la classica, rock, disco music, Radio Maria, quella c'è sempre, ma c'è anche Radio Libertà. E il campo DAB ha un audio incredibile, ma soprattutto si ascolta in tutta Italia la nostra radio, senza, ripeto, utilizzare telefonini, scaricare batterie o gigabyte, eccetera. Provate la prima volta che salite in macchina, schiacciate DAB sul cruscotto della vostra autoradio e poi ci cercate, siamo in ordine alfabetico, Radio Libertà, e vedrete che una volta memorizzata non ci perdete più. WhatsApp, estate, vacanze, i giornali non sanno cosa scrivere, sale il tasso di stupidità, scherza il Silvio da Torino. E guarda qua, guarda cosa ci fa vedere. Ciao Sammy, sarebbe bello se ci fosse anche la tazza di Radio Libertà. Io quella di Radio Padania. Fate la tazzina per la colazione. È vero? Dai, la facciamo? Faccio l'appello, lo so che mi ascolta, Marco Grimoldi, responsabile gadget di Radio Libertà, oltre che inventore della trasmissione del mercoledì alle 15:30 va in onda Lega e dintorni, riservata a tutte le sezioni, ai militanti, ai simpatizzanti della Lega di tutta Italia. Marco, visto che io sono in attesa sempre della calamita con l'effigie di Sammy Varin da attaccare al frigo o al forno a microonde, ma mi hanno detto che adesso anche i frigoriferi non sono più di metallo ma sono rivestiti di plastica. E che cazzo! E dove la metto io la calamita con la mia faccia? Dai! Beh, a questo punto facciamo la tazza. La tazza con scritto Radio Libertà, mi sembra bellissima, Stupenda. Ci pensiamo. Cosa c'è?
l'ombrellone di Radio Libertà, guarda il Simone pensa all'ombrellone, bravo, ottimo. Intanto se ci venite a trovare qui nella sede di Radio Libertà e siamo aperti tutto agosto, non è che chiudiamo, dalle 8 di mattina fino alle 8 di sera, scendete le scale e ci sono tutti i gadget di Radio Libertà, quindi tranquillamente potete scegliere le mutande, il cappellino, la magliettina, il borsello con scritto Radio Libertà, insomma cose introvabili perché sono oggetti che abbiamo fatto in pochissimi esemplari, non abbiamo i soldi per farne tanti, che se vi portate a casa una roba del genere potrete dire questa ce l'ho praticamente solo io, capito? Veniteci a trovare, via Bellerio 41 Milano, metropolitana a Fuoricentro. Volete venire adesso? Vi tiro dentro rassegna stampa e non c'è problema. Aggiungiamo che i giudici che hanno condannato a risarcimento vanno messi al muro con gli avvocati. Marco intendeva dire, nel senso, sai, dietro la lavagna, come si faceva a scuola un tempo, eccetera. Sì, Marco fa dei giri un po' particolari. Sammy, siete sul canale DAB, ma sul canale Ormuz non vi si sente. Cos'è il canale Ormuz? Lo sai, Simone? Tu lo sai, vero? Non lo sai. Neanche io, quindi spiegaci per favore cosa può essere questo canale Ormuz. C'entrano i russi sicuramente. Mi ritufo sui quotidiani, dai che sono sempre in ritardo, mi lascio portare via. Sono sul quotidiano Libero. Perché sono partito dal Libero? Perché carino ha messo Mario Borghezio in prima pagina in quanto è stato scomunicato, siccome è andato alla messa dei Lefebvriani, hanno scomunicato Borghezio, ma non gliene frega niente a nessuno. Ma di conseguenza, siccome Borghezio è andato con Futuro Nazionale, il partito di Vannacci, hanno scomunicato anche Vannacci, scherza Libero, per cui è una roba divertente. Sono dentro ancora Libero perché è l'unico che parla di questo disegno di legge per eliminare gli indennizzi ai rapinatori. Disegno di legge della Lega, quindi vi sto dando un'anteprima stupenda, poi chiaramente ne parleremo in qui Parlamento. Basta dare soldi a chi viene a casa tua e ti picchia, ti ruba, eccetera, e tu ti difendi, perché attenzione, quello gli ha sparato, ma molto spesso basta dargli una spintarella, quello cade, si fa molto male e i suoi familiari o lui stesso ti chiedono tanti soldi, ma tanti soldi, e lui è entrato a casa tua per rapinarti. Va bene, giro la pagina, signori, siamo appunto nel divertimento del quotidiano Libero, a pagina 9, come ti dicevo, oltre a parlare del Sant'Ufficio che richiama all'ovile preti, vescovi e fedeli lefebvriani, e ti spiega anche come fare se vuoi tornare nell'ovile, come devi scrivere personalmente una lettera al Papa, eccetera. Eccola qua la foto del Marione Borghezio, il Papa scomunica pure Vannacci, l'ideologo del generale Lorenzo Gasperini, insieme a Borghezio e altri fedelissimi, presente in Svizzera l'ordinazione dei lefebvriani. Secondo il Vaticano, gli ultratradizionalisti sono tutti scomunicati, ok? Dopo l'uscita dal centrodestra, ora la sfida al pontefice. Ad ascoltare Don Pagliarani, presente anche Roberto Fiore di Forza Nuova. Taglio basso, sondaggi, testa a testa tra le coalizioni, pissi bao bao e avanti la sinistra. La supermedia dice campo largo avanti di 2 punti. Sto piangendo, non si capiva, ma con l'incognita Renzi. Adesso c'è Renzi che fa l'incognita. 5 Stelle cresce a scapito del PD. Attenzione, perché tra poco scopriremo anche cosa fa Dibba, dove va Dibba. Ve lo ricordate Dibba? Pochi, ma chi guarda la 7 chiaramente se lo ricorda, come, visto che fa l'ideologo ormai, e pare che questo voglia tornare a fare politica. Potrebbe essere il Vannacci della sinistra, Dibba, Di Battista. Vediamo, calma, state calmi, non iniziate a essere nervosi. Sono sempre sul quotidiano Libero, pagina 10, l'ultimo teatrino della sinistra, dimissioni dalla vigilanza Rai. So che vi eccita questo argomento. La presidente Floridi e i membri dell'opposizione lasciano
commissione paralizzata. Il centrodestra fa lo stesso e accusa, sono avidi di poltrone. La verità, te l'ho detto, è questa: questi non vogliono che ci sia un presidente non di sinistra. Quando poi la cosa divertente, che quando poi uno di destra o comunque non di sinistra raggiunge l'apice della presidenza, mi viene in mente anche il presidente della Camera che è un leghista, ma anche qualcuno in Rai di qualche anno fa, si ammutolisce, non parla, cioè come se gli viene tolto il permesso di fare interviste o di dichiarazioni, eccetera. Cioè come se ci fosse un tacito accordo, sto dicendo cazzate ragazzi, è un mio parere per farvi ridere, che se non sei di sinistra, tu va bene, t'è andata di culo, ti facciamo fare il presidente della Rai o presidente della Camera, ma non devi più dire niente che non siano le solite cose che può dire uno che fa il tuo mestiere. Anzi, meglio se non dici neanche quelle. Sto esagerando, sto scherzando, eccetera, però la verità è questa: non vogliono che ci sia un presidente che non sia di sinistra. Te ti immagini se ci permetteranno di avere un presidente della Repubblica che non sia catto comunista? Cioè sì, sarà muto, ne prenderanno uno, con tutto naturalmente il rispetto per chi ha una disabilità, che non possa parlare, che sia muto è muto e non può parlare. Che cosa dobbiamo fare? Va bene, basta ridere, adesso torniamo seri, perché a pagina 11 del quotidiano Libero si parla anche, a proposito del Quirinale, c'è pure il veto dell'ANPI sul Quirinale. Colle a destra, antidemocratico, signori. L'associazione partigiana si accoda alla sinistra. Il capo dello Stato deve essere uno di loro. E non dico nient'altro, ma l'articolo di Francesco Storace potete metterci la mano sul fuoco, che è bello potente. Giro di nuovo la pagina, signori. Roba buona, vi dicevo. Pagina 15, sapete che io il calcio lo odio. Sì, probabilmente se ci fosse stata l'Italia ai mondiali magari l'avrei guardata, magari adesso una delle super finali la guarderò, però ti giuro, proprio non. Pomodori sardi, che ultimamente non trovo all'Esselunga. Chiedo che fine abbiano fatto i pomodori sardi all'Esselunga. Io ci coltiverei quelli negli stadi di calcio, ma questa notizia ve la do, pagina 15 di Libero. La nazionale riparta dai vivai, non dalla quota neri di Ulivieri. Fa rima, ma fa arrabbiare. La quota neri, ragazzi, che io nel mio infinito razzismo, ma in senso buono, ho sempre portato avanti dicendo ci sarà una quota neri nelle assunzioni, ci sarà una quota, vai Simone, gay nelle assunzioni. Certo, sei obbligato ad assumere neri o gay, altrimenti paghi più tasse. Questa è la previsione di Mago Varin, che si sta lentamente trasformando in realtà. Bene, Fabio Dragoni, che salutiamo perché spesso lo ospitiamo anche su queste frequenze, scrive questo articolo: lo ius soli e la cittadinanza facile sviano dal vero problema, la necessità di tornare a investire sui nostri giovani, nel pallone, i vivai. Noi adesso qui in questo paese c'è un vivaio di cosa? Di Maranza, eccoli, qui siamo bravissimi, e chiaramente sono i nostri capibranco, insegnano ai nostri figli come ci si comporta nelle città, nei paesi. Il macettino da tasca bisogna averlo, e poi vanno a rompere i coglioni anche ai romani. Devo dire, questo mi fa quasi felice, perché sembravamo noi milanesotti brianzoli che non abbiamo paura di tutto, siamo persone serie, qui si lavora ragazzi e non ci si gratta mica, e abbiamo il terrore dei Maranza. Adesso stanno arrivando a Roma. Avete visto i servizi dei Maranza che rubavano l'auto dei vigili? Oh! Vediamo cosa dice adesso il sindaco, tra parentesi, del PD di Roma. Fatto sta che forse Ulivieri, che non so chi sia, è presidente dell'Associazione Italiana Allenatori di Calcio, dice ci dovrebbe pensare
ci dovrebbe pensare, ci dovrebbe pensare anche la politica, la nostra nazionale. Se vediamo le squadre straniere, in ognuna ci sono 5-6 neri. Ho fatto una domanda: se facessimo una squadra di tutti bianchi, saremmo migliori della Francia? Intendo che ci servono leggi e norme per adeguarci a un'idea mondiale della cittadinanza, a come l'idea della cittadinanza si sta evolvendo. Serve incentivare lo ius soli sportivo. Scusate, mi viene da vomitare. Non posso vomitare qui davanti al microfono. Ma mandi una canzone, Simone. No, davvero non riesco. Bastardo, non me la manda. No. Capisci che gli dai un ordine a un regista? È come se vai al ristorante e ordini una pizza e lui dice no, non gliela porto. Io voglio la pizza. Non c'è più religione. Per quello che un tempo mi facevo regia da solo, perché a un certo punto, cioè, capisci, dici di fare una cosa, non la fa, e sì, ci si ribella, è proprio... D'accordo, vado avanti, certamente. Dove vado? Sono sempre sul quotidiano Libero e sto cercando di capire cos'è successo. Anche questa cosa qua, certo, è successo un'altra volta. Pagina 16, non fermarsi all'alt è diventata una moda. Se ne è parlato di meno questa volta, ma 2 sere fa è morto un uomo in semilibertà dopo una fuga rocambolesca. In appena una settimana registrati già 8 casi. Non era uno stinco di santo questo, ma ci dispiace, una vita... leggetevi la storia, perché i posti di blocco pare che ormai non blocchino quasi più nessuno. Cioè se ti blocchi sei proprio un moscione, cioè non ce l'hai duro politicamente dal punto di vista proprio del banditescamente. Ma cosa sei? Ma non sei neanche un maranzino, vergognati, ti fermi all'al dei carabinieri, dai. Sul concorso in prostituzione minorile oggi Bastoni, non l'ex politico della Lega che poi è andato in Forza Italia, poi è andato con Vannacci e prende quale? Va di là, lo amiamo, Max Bastoni, assolutamente sì. No, questo è quello che gioca a pallone. Ha deciso di non rispondere ai magistrati sul fatto che sia andato con una minorenne e non è vero niente. Giro di nuovo la pagina, signori, oggi Libero è quasi divertente, quasi, perché te l'ho detto alla fin fine. Animalisti contro l'addestratore star e cani da incubo sparisce dalla TV. Forse qualcuno, soprattutto quelli che amano i cani, certamente avevate cominciato a guardarlo. Questa un tempo si diceva sitcom. Cani da incubo, nuova serie TV sui cani con problemi comportamentali dell'addestratore Tommaso Castellano, recordman sui social nel settore pet con oltre 1.200.000 follower sui social. Nel pacchetto delle produzioni disponibili su Amazon Prime Video c'è questo format che al momento è però sospeso. Già. Perché? Perché si sono arrabbiati gli animalisti. Animalisti contro l'addestratore star, cani da incubo sparisce dalla TV. Che sono loro che comandano, e vedremo anche come su altri giornali hanno fermato addirittura i lavori della ferrovia perché passa vicino agli uccellini. Chiaramente diciamo tutti animalisti, ci mancherebbe altro, però forse si esagera. Fabio Fazio raddoppia, è una notizia terribile. Se da un lato Amadeus lascia dopo un accordo consensuale, dall'altro c'è un Fabio Fazio che raddoppia. Warner Bros. Discovery annuncia infatti che a partire dalla prossima stagione Fabio Fazio condurrà su 9 non una ma 2 prime serate, signori. In autunno arriva ogni mercoledì il tavolo di Che tempo che fa, un nuovo appuntamento fisso che porterà in prima serata le conversazioni informali con gli ospiti, la comicità, l'improvvisazione che hanno reso il tavolo un momento molto seguito dallo show. Nello show, ok, tavolo.
Tra poco faremo anche il gabinetto di Che tempo che fa, perché sei ancora più bello, sono conversazioni molto informali mentre sei seduto sul lasciamo stare, d'accordo? Oh, buongiorno, sì, mi state scrivendo tanti messaggi, non oso leggervi perché poi quando faccio delle rassegne stampa così effervescenti, giustamente sono quelli che ridono e quelli che dicono ma Sammy Varin, ma cosa stai dicendo? Oh, giuro, quello che dico è tutto scritto nei giornali oggi. 340 6709 659, commentate le notizie, commentate ad esempio quella che sto per leggervi. Ho aspettato le 8:25, che è un momento di massimo ascolto. In questo momento abbiamo milioni di italiani e non solo loro sintonizzati su Radio Libertà, per leggervi l'intervista a Luca Zaia sul Corriere. Kiev, l'attacco più duro, titolo principale. La vigilanza Rai nel caos di missioni a catena, azzerata la commissione. Il bacio lesbico delle due, sì, chi sono? Insieme Elodie, 36 anni, con Francesca Nuredini, 25. Francesca è la ballerina negli spettacoli della cantante, si sono baciati al Pride e poi non hanno detto più niente. E che dovevano spiegare. Cioè tu se baci un ragazzo almeno qualcosa devi dirgli, non so, ti amo. È amore. E che ne sai, magari semplicemente perché in quel momento c'è stato un clou sentimentale bello, perché comunque era una cosa bella il Pride, ci siamo stati tutti al Pride, cazzo c'è sta sono robe belle succedono al Pride, no, ma minimo c'è quello che dice che Salvini faceva i pompini, cioè ci sono momenti anche, di cultura no, ci aspettavamo che dicessero siamo insieme. Cioè io se bacio una ragazza, perché ho i miei gusti, e normalmente da piccoli dopo un po', circa 5-6 secondi, perché gli dai tempo un attimo di risvegliarsi dopo un bacio di Sammy Varin, io gli chiedevo: "Vuoi diventare la mia ragazza?" Era bellissimo ragazzi, era eccitante e nello stesso tempo romantico. "Ci mettiamo insieme? Ti va di stare con me, eh?" Prima o dopo il bacio normalmente. Il fatto che queste due si siano baciate ma non è trapelato nulla e ci è sembrato un po' strano. Tu dici: "Ma che cacchio te ne frega a te? Siamo giornalisti, sono personaggi pubblici, fateci sapere se siete insieme." Visto che Elodie aveva finora fidanzati maschi, mi pare di capire, di ricordare, non è che sono andato, adesso che sia andata con una donna, però ripeto, guarda che tra donne soprattutto si usa sta cosa, che ci si bacia, magari proprio non sulla bocca, ma anche sulla bocca, come senso di affetto. È una cosa bella. Perché noi non usiamo? Semplicemente perché tu, ad esempio, hai una barba che punge molto e quindi fare il pungivarin non è bello, capisci? Va bene, chiudo la storia e vado sul Corriere della Sera. Preoccupati? Un pochino, perché questa intervista di Luca Zaia sul Corriere della Sera è un'intervista non intervista, nel senso che intervista, ma intervista solo su un argomento, e Luca Zaia pare quasi scusare Vannacci perché ha parlato strano sul femminicidio. Cesare Zapperi: sul femminicidio nessuna ambiguità, quindi giusto mantenere la legge sul femminicidio portata avanti dalla Lega fin dal codice eccetera e dal centrodestra. Quello di Vannacci è stato uno scivolone. Quindi sì, non è una scusante, però per dire una leggerezza. Zaia dice: chi oggi solleva obiezioni prima stava in silenzio. Quindi no, non è che lo scusa, semplicemente è effettivamente, dice, uno scivolone. Comincio a leggerla solo qualche riga, poi proseguo dopo la pausa. Il reato di femminicidio è stato approvato in via definitiva dalla Camera il 25 novembre scorso. La legge è entrata in vigore il 17 dicembre e stiamo parlando di poco più di 7 mesi fa, non del secolo scorso. Come mai nessuno avanzò obiezioni allora? È una domandina che facciamo anche alla Laura Ravetto, deputata della Lega, ora con Vannacci.
perché chi ha detto che io non l'ho votato, mi hanno fatto dire delle cose, ho detto cose che non pensavo. Ravetto, ti amiamo, ma d'altronde questa è tutta gente che fa l'avvocato, ragazzi miei, qui sono capaci loro. Il problema è che noi ci fidiamo, come dei boccaloni ci fidiamo. Perché adesso si sollevano distinguo incomprensibili? Luca Zaia, presidente del Consiglio regionale Veneto, cita 2 date e lancia 2 domande retoriche. A chi? Roberto Vannacci e i suoi seguaci, a partire dal suo ideologo, quel Lorenzo Gasperini, fino a pochi mesi fa esponente della Lega Livornese, sostiene che il femminicidio è un omicidio come gli altri. Perché siete stati zitti quando l'hanno approvato? Tan ta da dan. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Il meteo.it presenta le previsioni del giorno. La pressione atmosferica torna ad aumentare sull'Italia dopo il transito di un fronte temporalesco. In mattinata condizioni di bel tempo, con sole protagonista su gran parte del paese, qualche nota instabile solo tra Basso Tirreno e Sicilia, con ancora qualche rovescio. Nel pomeriggio situazione praticamente invariata, con tempo buono e sole ovunque, tranne qualche ultimo disturbo sui settori del Basso Tirreno. Temperature in generale aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano. Avete ascoltato le previsioni del giorno. C'è chi te la racconta sbagliata e chi te la racconta male. C'è chi te la racconta tagliata e chi te la racconta al contrario e chi non te la racconta affatto. QDS te la racconta giusta. Ogni giorno la tua terra, il suo presente, le sue attese, la sua volontà di rinascita. Leggi, abbonati, scegli il Quotidiano di Sicilia. L'informazione giusta per crescere insieme. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Problemi respiratori, tosse, raffreddore, tosse secca, tosse grassa. Abbiamo il prodotto che ti può aiutare. Bronco Free, la soluzione bevibile alla bava di lumaca, timo, verbena, altea, papavero e marrubio. Un insieme di erbe e di prodotti che aiutano a sciogliere il catarro e a favorirne l'espettorazione in maniera naturale. La tosse è un meccanismo espulsivo naturale che il nostro organismo mette in atto quando all'interno delle nostre vie respiratorie entrano virus, entrano batteri, entrano sostanze che il nostro organismo ritiene dannose. Come fare per calmare la tosse? Bisogna sciogliere il catarro e favorirne l'espettorazione attraverso un mucolitico naturale. La bava di lumaca, infatti, attraverso gli enzimi litici in essa contenuti, aiuta a sciogliere appunto il catarro e aiuta la sua espulsione. Abbiamo un'offerta straordinaria per voi stamattina. Se dite ascolto Radio Libertà e chiamate lo 030 68 40 408, 3 flaconi di Bronco Free a 59 euro, e se dite ascolto Radio Libertà voi non pagate le spese di trasporto e in più avete uno splendido omaggio. Chiamate adesso 030 68 40 408. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
Chiaro, se vi piace la chitarra, strumento splendido, ragazzi, con tutte le corbellerie dall'intelligenza artificiale che stanno inventando ultimamente, torniamo al tradizionale, converrà, non potete non cercare Giovanni 5 proprio come il numero. Questa è Asturias, ma c'è un intero album, 7 brani per chitarra da scoprire sugli store digitali e soprattutto su YouTube. Questa è la celebre composizione classica spagnola Asturias, scritta da Albéniz, reinterpretata per chitarra solista. Cercatela, tenetela come sottofondo in mattinata, anche mentre si va in macchina in coda, signori. Ponte della Ghisolfa adesso ormai c'è questa pista ciclabile, anzi non prendete neanche la macchina, andateci in bicicletta al lavoro sul Ponte della Ghisolfa, poi magari dovete fare altri 25 chilometri, ma è bella da fare in bicicletta. Asturias, Giovanni 5, con un saluto naturalmente ai tantissimi artisti indipendenti che mi scrivono qui a sammy.varin@radiolibertà.net per farmi conoscere le loro produzioni, perché in effetti succede così, ragazzi. Mi scrivete, io ascolto la vostra canzone, il vostro pezzo, se merita lo inserisco in programmazione e non si paga, perché qualcuno mi scrive ma insomma quanti soldi ci vogliono? Ci vuole proprio niente. Chiaro che se poi vi innamorate di me e di questa radio, conto corrente postale 37671294 o sul sito radiolibertà.net, in alto a destra aiutaci, dona ora, e ci date una sovvenzione proprio volontariamente, ma nessuno vi chiede nulla, soprattutto agli artisti, ragazzi, è cultura questa cosa. Vado sui quotidiani. Sì, perché è una rassegna stampa, questa volta mi dimentico. Stavamo parlando di Luca Zaia, che oggi è apparso, dopo un po' di giorni di silenzio, sul quotidiano Il Corriere, con una strana intervista, strana perché parla solo del femminicidio e gliele suona un po' con gentilezza a Vannacci e a chi come lui fino a ieri è stato zitto e oggi dice che il femminicidio invece non va più bene. Zaia, perché si stupisce? Chiede Cesare Zapperi del Corriere a Luca Zaia.
perché chi oggi fa certe uscite viveva in questo paese anche pochi mesi fa, eppure non ha mai sollevato obiezioni. Vannacci era vice segretario della Lega allora, e il mio partito ha sempre sostenuto e convintamente l'istituzione del reato ad hoc di femminicidio. Lei parte da alcuni dati di fatto, sì, per esempio da una dichiarazione dell'ONU del 93 contro la violenza sulle donne, ma poi ci sono i numeri. Ne dica alcuni. Solo l'anno scorso su 286 omicidi 97 hanno colpito donne, 85 sono avvenuti in ambito familiare o di rapporti di affetto. Siamo di fronte a un autentico bollettino di guerra, una tragedia che lascia senza fiato, ma non è ancora tutto. Sono circa 6 milioni e 400 mila, il 31,9%, le donne italiane che hanno subito almeno una violenza fisica o sessuale a partire dai 16 anni di età. Dati Istat. Di quelle che si presentano al pronto soccorso, solo un terzo denuncia. Le altre tornano a casa e prendono altre botte. E Vannacci vorrebbe togliere il reato di femminicidio. Allora perché c'è chi nega una specificità? Dice Zaia, il mio obiettivo non è polemizzare con Vannacci, ma tenere alta la guardia. Nella mia regione si sono verificate tante tragedie, ricordo su tutto il caso di Giulia Cecchettin, ma pochi giorni dopo il suo omicidio in provincia di Treviso fu uccisa un'altra ragazza, era incinta. Ho incontrato donne che si sono salvate dopo essere state inseguite con l'accetta. E allora perché certe uscite, dice Luca Zaia, le considero uno scivolone, l'uscita del generale Vannacci. Questo è un tema su cui non sono ammesse distinzioni strumentali. Il femminicidio non è un'invenzione dell'era moderna, ma oggi c'è la consapevolezza che vada punito più severamente di altre fattispecie di omicidi. Il codice penale però non pare scoraggiare. Vero, dice Zaia, dobbiamo lavorare sugli uomini, sulla loro educazione, sul rispetto per le altre persone prima che per l'altro sesso. Ma com'è possibile che nonostante allarmi e repressioni non si riesca a mettere uno stop? Risponde Luca Zaia. Ancora non si è lavorato fino in fondo sulla cultura maschile, sulla nostra sfera emotiva, sulla capacità di domare certe pulsioni. Dove si può intervenire? Bisogna agire a 360 gradi, ma è chiaro che si deve partire dalla scuola. Potrà anche sembrare scontato e ripetitivo, ma bisogna insistere con campagne di comunicazione e sensibilizzazione. Lavorare sul cambiamento culturale costa tempo e fatica, ma non c'è altra strada. Si parla di scuola, ha il vantaggio di potersi rivolgere a un compagno di partito, il ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara, dice il Corriere a Zaia. Risponde Zaia, la scuola fa già moltissimo, il ministro è seriamente impegnato su tanti fronti, ma non mi farei problemi a inserire in maniera strutturale questo tipo di educazione. Se posso citerei un'esperienza personale. Quando sono diventato presidente della provincia di Treviso, i morti per incidenti stradali erano 210 l'anno. Quando me ne sono andato erano 20. Per anni ho fatto costruire nelle scuole mini strade per insegnare come comportarsi. Ho portato studenti nelle terapie intensive. L'educazione è un'opera sociale, ma non dobbiamo mai stancarci di portarla avanti. Così Luca Zaia in questa strana intervista sul quotidiano Il Corriere, nella quale Cesare Zapperi non ha osato fare una domandina sul futuro di Luca Zaia. Secondo voi come mai? 340670969 ci sta aspettando qualche sorpresa? Buona naturalmente. Giro la pagina, sono pericolosamente sul Corriere, ma non posso non parlarvi dei Maranza che sono arrivati fino a Roma. Wow wow wow, quindi non siamo noi fighettini milanesi o brianzoli che temiamo i Maranza, ragazzi. A Roma si sono fatti fregare addirittura l'auto di servizio dei vigili. Non proprio, però quasi. I fuochi abusivi al Colosseo, poi i Maranza assaltano l'auto della polizia locale, scrive a pagina 27 il Corriere. Roma, il video girato da un gruppo di turisti in 40 contro gli agenti, 2 arresti. La notte di Capodanno hanno scatenato il panico facendo scoppiare bombe carta in mezzo alle auto incolonnate nel traffico sotto il ponte degli Anibaldi davanti al Colosseo. Una festa rovinata dai Maranza romani, in parte provenienti dai centri di accoglienza per minori richiedenti asilo, sto leggendo lento, altri giovani di seconda e terza generazione,
figli di immigrati nordafricani ormai integrati da anni. A Rinaldo Frignani, quello che ha scritto l'articolo, ormai integrati da anni. Rinaldo, ce la potevamo risparmiare quest'ultima frasettina. Qualche settimana più tardi, sempre sulla terrazza di Largo Gaetano Agnesi, uno dei luoghi simbolo attorno all'anfiteatro Flavio, scelto dai turisti e dagli sposi che vogliono farsi fotografare con il monumento più famoso del mondo sullo sfondo, alcune decine di giovani erano stati coinvolti in una maxi rissa con gruppi di coetanei romani che avevano organizzato una spedizione punitiva dopo un commento volgare ricevuto dalla fidanzata di uno di questi ultimi. Erano seguite raffiche di arresti dei carabinieri, intervenuti anche con i paracadutisti. Invece, l'altra sera, come testimoniano i video postati sui social proprio dai turisti, è arrivato l'attacco diretto, senza precedenti, a una pattuglia di vigili urbani del primo gruppo centro intervenuta poco prima delle 22 per identificare un gruppo di Maranza che aveva esploso fuochi d'artificio e acceso fumogeni per festeggiare il compleanno di un giovane egiziano, naturalmente, 21enne, perché quando compiono gli anni gli italiani, noi non veniamo festeggiati, solo se sono figli del barcone si festeggia. Razzismo all'inverso, e qua, attenzione. 4 batterie di botti sparati davanti al Colosseo che hanno intimorito i passanti e i clienti seduti ai tavoli dei ristoranti della zona. Comandano loro. All'improvviso gli agenti, scesi dall'auto di servizio con i lampeggianti blu accesi, sono stati circondati da una quarantina di ragazzi che li hanno insultati e spintonati, cercando di danneggiare anche la vettura. Un parapiglia degenerato in fretta con un lancio di oggetti contro i vigili in attesa di rinforzi. Un agente in borghese, jeans e maglietta bianca, è salito sull'autopattuglia ed è stato inseguito da una decina di teppisti che hanno sferato calci e pugni sulla carrozzeria. Erano convinti che a bordo ci fosse anche uno dei 3 loro amici fermati dai vigili per resistenza e violenza pubblica ufficiale. In un attimo sui social si è diffusa la voce, poi smentita dal comando generale, che invece proprio un Maranza si fosse messo al volante dell'auto della municipale. Per alcuni minuti comunque i teppisti hanno preso possesso della piazzetta con i turisti che cercavano riparo nei locali e gli agenti della municipale che cercavano di fermarli. Mi fermo, l'articolo prosegue oggi sul Corriere e su altri quotidiani. Che cosa li potremmo fare? Niente di male, ci mancherebbe. A questi giovani figli di immigrati nordafricani ormai integrati da anni, scrive il Corriere a pagina 27, per favore mi date un responso, non soltanto leghisti che ce l'avete sempre duro, ma anche quelli che non votano Lega, che sono passati al patto per il Nord o che vanno con Vannacci. Decidiamo di metterci insieme, di fare davvero qualcosa, perché dividendoci succedono queste cose qua, già, ne approfittano perché dicono tanto Forza Italia e Fratelli d'Italia sono mosci, non possono fare niente. Forza Italia è diventato praticamente catto comunista come il PD. Fratelli d'Italia c'è lì tutti che lo guardano dall'Europa e da lassù, cioè capisci che l'unica è la Lega. Se dalla Lega cominciano a fuoriuscire, a farsi i patti, a farsi i generali, eccetera, non c'è più la possibilità di fare nulla. Sì, cominciamo da zero ogni volta. 3406709 per commentare questo articolo, grazie. Io tra 10 minuti leggo il vostro messaggio. Ne parlava ieri il Manifesto, il caso del resort di lusso Tavolara Bay. Il governo ha revocato l'autorizzazione. Avevano fatto tante manifestazioni i cittadini. Sassari, la mossa di Palazzo Chigi, Todde, abbiamo avuto ragione. Non certo la ragione di Todde, ma la ragione è dei cittadini. La società Tavolara Bay, investitori in piccola parte italiani con un gruppo brasiliano del Lussemburgo, prevedeva un glamping, cos'è il glamping di lusso? A Cala Finanza, di fronte a Tavolara. Il governo aveva concesso un'autorizzazione in via speciale
è stata revocata. Niente più zona economica speciale a Cala Finanza. Il piano di creazione di un campeggio di lusso è il glamping da parte della società Tavolara Bay sul promontorio della località costiera nel nord-est della Sardegna, a Loiri Porto San Paolo, non ha più le autorizzazioni del governo. Una brusca frenata per il ben più ampio progetto turistico di lusso a fronte dell'isola di Tavolara, che prevede la costruzione tra l'altro di un hotel a 5 stelle. Oh, ci andrà sicuramente la Todd. 26 ville, strutture ricettive, un campo da golf, 18 buche per centinaia di milioni di euro di investimento su 120 ettari, 1,2 milioni di metri quadrati di costa. Qua mi fermo, ma l'articolo è quest'oggi sul quotidiano Il Corriere. Madonna torna in pista, arriva un nuovo disco con temi più personali che da hit, dall'omaggio al fratello morto alle scuse a sua figlia, le ho causato del dolore, chiaramente esce oggi. Siamo un po' tutti curiosi, ma se non è da hit sarà musica un po' strana? Se è strana noi la trasmettiamo. Che facciamo? Sono tentato dal quotidiano La Stampa. Perigliosamente sul quotidiano La Stampa, prima del cui Parlamento si parla di caldo. Torino capitale, La Stampa, fa caldo. A giugno 9 gradi in più e record di morti più 35%, ragazzi. E invece altri quotidiani dicono che anzi ce ne sono di meno. Intervista alla Presidente del Parlamento UE sul fronte sicurezza. Oggi sulla Stampa: l'Europa non può più contare sugli Stati Uniti, va speso di più, dice la mezzola. Trump, armi, Roma investe poco, pioggia di missili di Putin su Kiev, ospedale colpito, 25 vittime. La verità è che Trump anche questa notte ha parlato della NATO dicendo che diamo pochi soldi e l'Italia ne dà pochi e le solite cose che poi noi naturalmente non vi stiamo a disturbare su questi argomenti. E comunque ci pensa La Stampa, pagina 6, NATO, Trump attacca l'Italia, spende poco, ok? Roberta Mezzola intervistata in un paginone a pagina 7 con Marco Bresolin. L'Unione Europea deve investire di più per la propria sicurezza, non può contare sugli altri. La Presidente dell'Europarlamento dice: un'Europa autonoma in NATO più forte, l'ingresso di Kiev, un investimento strategico per la nostra protezione, perché se l'Ucraina entra in Europa avremo tutti noi un drone personale che farà la guardia intorno a casa nostra. Brrr, brrr, questo rumore del drone. Brrr. Spegni sto drone, no? Covid, scontro sul Mascherina Gate, risarcito il grande accusatore. Scrive anche La Stampa, pagina 13, Schillaci, accordo da 100 milioni senza aspettare l'appello, Conte il governo spieghi. Attenzione al taccuino di Marcello Sorgi. Si parla di Dibba, Alessandro Di Battista. Che farà Di Battista? Ragazzi, ci mancava solo lui, prima o poi doveva ritornare. E proprio adesso potrebbe rappresentare l'antivannacci di sinistra. E così Alessandro Di Battista, il Dibba nazionale, prepara il ritorno in scena in vista delle elezioni politiche del 2027. Un Vannacci di sinistra, dice di lui qualcuno, io, nel senso degli effetti che potrebbe avere sul Movimento 5 Stelle guidato da Conte. Un secondo Vannacci, dice qualche altro, che sa bene come il Dibba sia contrario a dichiararsi di sinistra o di destra. Eppure il movimento a cui vorrebbe dar vita si chiamerebbe proprio schierarsi. E la sensazione è che il Dibba punti a sottrarre voti a entrambe le coalizioni, un po' con il posizionamento pro-PAL in ambito Medio Oriente, un po' con quello pacifista che rischia di confinare con il filoputinismo di Conte e Salvini, e poi fiancheggiando tutto ciò che si muove nella società, l'antigarantismo, la difesa dei magistrati che erogano condanne severe, la battaglia contro i contributi pubblici al giornale, per la quale ha già raccolto oltre 270.000 firme, una buona prova per le 60.000 che servirebbero per presentare le liste l'anno prossimo.
E via, una fantasia che ricorda quella di Pannella, il suo eterno conflitto contro la partitocrazia della Prima Repubblica. Inoltre, rispetto ai suoi vecchi compagni grillini, Dibba ha un patrimonio tutto da spendere. Ha fatto una sola legislatura, non ha chiesto eccezioni rispetto alla regola che prevedeva non più di 2 mandati. Per un po' è sembrato ritirarsi dalla politica, pur senza abbandonare un'assidua presenza in TV. Dibba ritorna, signori! Ci mancava solo lui. Fermiamoci, c'è il Qui Parlamento. Linea a Giampiero Zinzi. Qui Parlamento. Onorevole Zinzi, illustri pure la sua interrogazione. Grazie Presidente. Signor Ministro, io non la farò arrabbiare perché l'aeroporto di Grazzanise è una straordinaria opportunità per la Campania e per l'intero Mezzogiorno. Le parlo di questo, le parlo di quanto il Parlamento e il Governo si siano impegnati in questi ultimi anni e in questa legislatura per creare le condizioni per cui l'aeroporto di Grazzanise fosse inserito nel Piano Nazionale degli Aeroporti e da aeroporto militare si trasformi in un aeroporto con un doppio uso, militare e civile. E allora siamo qui ad interrogarla perché teniamo tanto a questo progetto con la consapevolezza che ci sia un indirizzo politico chiaro e allora vogliamo sapere, atteso le difficoltà dell'aeroporto di Capodichino a raccogliere tutta l'utenza in entrata e attesa l'arrivo dell'America's Cup il prossimo anno, cosa intende fare il Ministero della Difesa per accelerare i tempi? Grazie. A lei ascoltiamo la risposta del Ministro della Difesa Guido Crosetto, prego. Grazie. L'attenzione posta dagli interroganti su ogni possibile sviluppo della rete nazionale di trasporto è condivisa dal Governo. Questo vale anche per gli approfondimenti che riguardano l'aeroporto di Grazianise. Il decreto ministeriale 19 marzo 25 contempla Grazianise tra gli aeroporti militari nei quali l'attività al traffico civile può essere prevista, laddove risultasse compatibile con le esigenze operative ed addestrative dei reparti militari presenti sul sedime. Esattamente questo è il perimetro entro cui si collocano anche gli indirizzi espressi dal Parlamento attraverso vari ordini del giorno. Tali atti non prevedono l'automatico avvio di una trasformazione dello scalo in aeroporto civile, né ipotizzano una immediata riperimetrazione del sedime aeroportuale, ipotesi che è soggetta a puntuale analisi di compatibilità operativa. Agli ordini del giorno, infatti, impegniamo il Governo a avviare le più proficue interlocuzioni con gli attori istituzionali coinvolti, finalizzati a prospettare, coerentemente con i vincoli operativi imposti dal complesso quadro securitario, le azioni eventualmente necessarie per rendere al porto di Grazianise un'alternativa di alleggerimento del traffico di Capodichino. In concreto si tratta di comprendere quali siano i margini dell'ipotesi avanzata rispetto ai vincoli operativi connessi. Negli ultimi 30 anni l'Aeronautica Militare è stato chiesto di ridurre progressivamente il numero degli aeroporti attivi sul suolo nazionale e Grazianise, insieme a Grosseto, copre il fianco tirrenico del paese, resta quindi un aeroporto militare di interesse strategico per la difesa. In particolare sullo scalo opera il nono Stormo Francesco Baracca con compito di supporto alle operazioni speciali di recupero del personale dei teatri operativi e il secondo NATO Signal Battalion, unità multinazionale della NATO dedicata alle comunicazioni. Appare intuibile quindi come il rischio di pregiudicare tali capacità, frutto di investimenti tutt'altro trascurabili, ha imposto approfondimenti e valutazioni serie e importanti. E questo non significa chiudere alla valorizzazione dello scalo, ma scongiurare decisioni avventate. Il decreto marzo 2025 ha creato il presupposto per valutare limiti e vincoli di eventuali possibilità. Quindi confermo la disponibilità a proseguire le interlocuzioni istituzionali utili ed esaminare ogni proposta concreta. Quindi non vi è alcun ritardo rispetto agli indirizzi del Parlamento, vi è invece un percorso, ahimè purtroppo non così facile, ma tecnico-istituzionale che deve essere sviluppato con responsabilità e realismo affinché le valorizzazioni dello scalo possano essere avanzate senza compromettere le capacità strategiche per la difesa e per l'Italia. Grazie, ascoltiamo. Si stanno analizzando e verificando le procedure e le azioni necessarie per l'apertura dell'aeroporto militare di Grazianise in Campania. Noi auspichiamo che si apra finalmente un tavolo tecnico tra il Ministero della Difesa ed ENAC per la riperimetrazione. Lo auspichiamo perché i tempi stringono, perché come dicevamo l'aeroporto di Capodichino è prossimo alla saturazione
e l'America's Cup incombe. E allora questi sono due obiettivi e due ragioni che ci portano a ritenere che l'aeroporto sia quanto mai strategico, e per farlo serve un impegno comune. Io lo dico ringraziandola, perché se non fosse stata per l'intuizione del Ministero della Difesa non sarebbe stato autorizzato il doppio uso, e se non fosse stata per l'intuizione del ministro Salvini, oggi l'aeroporto di Grazzanise non sarebbe nel piano nazionale aeroporti. Nel ringraziare il governo ho la consapevolezza che i tempi siano importanti, ed è quello che auspichiamo che il governo faccia propri, perché vede, il tema di Grazzanise non serve solo a decongestionare Capodichino, serve a creare occupazione, serve ad attrarre investimenti, serve chiaramente a dar vita ad un nuovo polo logistico che sia alle porte del Mezzogiorno. Perché? Perché l'aeroporto di Grazzanise non sarà soltanto una ripetizione e non è una battaglia semplicemente territoriale, è qualcosa di più importante per noi, e lo è alla luce del fatto che, se saremo bravi, sarà di fatto l'ingresso della Campania sul futuro dei nostri figli. Grazie. Qui Parlamento. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Una furtiva lagrima negli occhi suoi spuntò, quelle festose giovani invidiar sembrò, che più cercando io vo, che più cercando io ma sì, ma lo vedo, lo vedo. Un solo istante i palpiti del suo bel cor sentì, i miei sospir confondere per poco a suoi sospir, i palpiti sentì, confondere i miei coi suoi sospir. Cielo si può morir, di più non chiedo, non chiedo. Oh, cielo si può morir,
Di più non chiedo. Si può morir, si può morir. Beh, è indimenticabile sicuramente Una furtiva lacrima, ma Luca Minnelli interpreta arie conosciute, meno conosciute, ma anche pezzi storici della canzone italiana. Questa era la celebre romanza di Gaetano Donizetti, accompagnata qui dalla Budapest Art Orchestra. 11 luglio, Cavalese, provincia di Trento, Luca Minnelli dal vivo, gratis, offerto dal comune. Se siete in zona, 11 luglio, Luca Minnelli a Cavalese, Trento, ma sta girando un po' in tutto il mondo in questi mesi. Una grande soddisfazione sua, ma anche nostra. Pensate che lo intervistavamo ai tempi su Radio Padania Libera quando cantava sulle gondole, signori, incredibile. 6 minuti dopo le 9 del mattino, signori, il buongiorno si sente da Sammy Varin, si sente dalla rassegna stampa. Tra poco leggerò i vostri WhatsApp al 340 6709 659, ma ormai da tempo a quest'ora parliamo di cose buone e naturali, di prodotti che servono a farvi stare meglio, non sono medicinali, ma a volte servono più dei medicinali. Questa è un'eresia variniana, signori, perché prendere troppi medicinali, non so se vi siete accorti, non fa benissimo. Se si può, quando si può evitare, io proverei a chiamare Miriam Acerbis. Ciao! Ma buongiorno carissimo. Come stai? Tutto bene? Ma sì, dai, tra una valle di lacrime e l'altra, per fortuna c'è Acerbis con i suoi prodotti che ci mena via. Dai. Hai detto proprio bene. Ovviamente sai benissimo che quando c'è un problema di salute la prima persona a cui rivolgersi è sempre il nostro medico di base, il nostro medico di fiducia. Ma ormai anche tutti i medici sono sempre più concordi nel provare comunque dove è necessario, dove è possibile altre strade, con quello che la natura ci mette a disposizione. Io stamattina, più che di un integratore alimentare così come lo conosciamo, quindi sotto la forma farmaceutica, vorrei parlare di quello che è un nutraceutico, cioè a metà tra un nutriente e un prodotto farmaceutico, cioè il nostro olio extravergine d'oliva, perché spesso e volentieri non parliamo dell'olio come un condimento, ma in realtà è un vero e proprio nutraceutico, perché quando un prodotto riesce ad avere dei benefici su un apparato del nostro organismo, ecco che prende la qualifica di nutraceutico. E l'olio extravergine d'oliva è proprio uno di questi, cioè un concentrato di antiossidanti, un concentrato di polifenoli, di squalene, di vitamina E, di vitamina A, di vitamina K, un insieme con un solo gesto quotidiano, un cucchiaino la mattina aiuterà sicuramente moltissimo il vostro intestino, aumenterà la peristalsi intestinale, ma l'olio extravergine d'oliva protegge lo stomaco, protegge il cuore, protegge le arterie. L'uso di olio extravergine d'oliva di qualità è associato a un aumento del colesterolo buono, quindi davvero amici, non è solo un condimento, ma è un vero e proprio nutraceutico. Ed è qui che arriva Acerbis. Perché? Perché vedete, più un olio è di qualità, più un olio italiano, più le olive sono raccolte al giusto punto di maturazione e portate al frantoio entro un tot di ore, più l'olio riesce a avere queste caratteristiche. E io stamattina voglio parlarvi di una promozione di cui non vi ho mai parlato e voglio farla a beneficio delle migliaia, le tantissime persone che so
ascoltano la nostra radio e che vorrebbero provare il nostro olio. Ecco che stamattina io vi propongo una confezione che ha un prezzo specialissimo subito dopo questo collegamento, chiamandolo 030 68 40 408, ripeto 030 68 40 408. Una promozione che non c'è ancora nemmeno sul nostro sito internet, tanto è speciale per voi, si chiama Terra Sole. Questa confezione contiene 3 bottiglie del nostro olio extravergine, 2 bottiglie dell'olio classico fresco di frantoio e una bottiglia del nostro olio migliore, il primo novello etichetta nera, e 6 scatole da 140 grammi del nostro tonno. Anche il tonno, un concentrato di ferro, potassio, fosforo, vitamine del gruppo B, senza carboidrati, un prodotto che in questo momento veramente può aiutarci a mangiare in maniera sana e equilibrata. Arrivo all'offerta. 3 bottiglie di olio più le 6 scatole di tonno sarebbero 70 euro. Stamattina per voi, chi chiama adesso dicendomi ho sentito Miriam a Radio Libertà, 55 euro, non pagate la spesa di trasporto e avete immediatamente 15 euro di sconto. Dovete affrettarvi, potete prenotare per consegna immediata se volete avere tutto questo ben di Dio a casa vostra adesso, oppure anche per il mese di settembre. Vale il prezzo, vale l'offerta, ma chiamate adesso, chiamate subito allo 030 68 40 408. Vale anche per te, Sammy, questa promozione. Infatti sto prendendo appunti. Allora, Terra Sole, signori, se chiamate adesso 030 68 40 408, chiedete la promozione Terra Sole, perché è una cosa inedita, signori, per la prima volta lanciata su Radio Libertà, e devo dire mi piace. Per voi. Mi piace. Grazie Miriam. Grazie caro, un abbraccio A forte. presto. Ciao. Terra Sole, signori, è un pieno di olio, non solo quello, il tonno, ragazzi, io non l'ho mai provato, il tonno Acerbi, sì, lo voglio provare assolutamente. Promozione Terra Sole, chiamate subito, chiamate in tanti, che poi magari Alberto ce ne fa avere anche qualche confezione da mangiare qua in redazione di tonno Acerbis. Buongiorno amici vicini lontani, sono Sammy Varin, salve a tutti, grazie a tutti perché ci state riempiendo di messaggi, di insulti. No, non è vero, scherzo, assolutamente no, però state commentando la rassegna stampa alla stragrande. Facciamo qualche esempio. Allora, a parte chi mi dice che il sito della radio va in loop, e questo, allora, se da una parte è una brutta notizia, dall'altra è bella, vuol dire che siete in tantissimi che vi siete sintonizzati sul sito radiolibertà.net e il nostro server non ce la fa. Vai di là per favore a fargli un po' d'aria al server. Ce l'hai, no? Sì, il coso ventilatorino, sai, quelli cinesi, picciu che schiacci e girano, li abbiamo distribuiti anche alle feste della Lega. E dall'altra parte, chiaramente, se siete in tanti, il server a volte fa così. Il consiglio è: procuratevi una radio DAB, questo sicuramente, che non utilizza internet, oppure scaricate l'applicazione di Radio Libertà, che è l'Enalterrop, e che vi permette di ascoltarci con più facilità. In alternativa, ricordatevi, Radio Libertà è anche su Facebook, su YouTube, basta cercare Radio Libertà, o anche sulla pagina Facebook di Lega Salvini Premier. Nel caso leggo notizie che non piacciono alla community, la pagina Facebook di Radio Libertà ce la blocca senza fallo. Quella di Lega Salvini Premier, chissà come mai non la blocca Facebook, forse perché ha 1.600.000 follower, forse per quello. Un messaggio audio sul cursore che dice questo. Sammy, io ti voglio bene, però più perde consensi la Lega, più peggiorano le tue rassegne stampa. Mamma mia, sei proprio a one way. Grazie. Grazie. L'importante è che mi vuoi bene, che continui ad ascoltarmi assolutamente. Sarà perché dico cose che gli altri non dicono? Forse sarà per quello. Altro messaggio audio, sentiamo. Buongiorno Sammy, che ci ascolta. Allora, Renzo Olivieri è stato un buon allenatore, è stato allenatore del Bologna per diversi anni, è in gamba, però è un tremendo comunista, proprio estremista. Capito. E questa è una cazzata chiaramente che solo lui può dire. È già stagionato, forse l'età sta incidendo, mi sembra una enorme puttanata.
Ciao. Ti ringrazio. Già forse 20 anni fa la Lega diceva che ci volevano nei vivai italiani, ragazzini italiani che imparassero a giocare a pallone. Non so che fine abbiano fatto questi vivai, perché ripeto, io sono per la coltivazione dei pomodori nei campi di calcio, però il fatto che ci sia la quota neri è una roba che nel mio infinito razzismo condanno. Cosa devo fare? Divertente il Vaticano che vuole scomunicare i cattolici visto che loro sono eretici. Voi sai, sono tutti complottisti in questi giorni. È palese, Luca Zaia si prepara per andare a sinistra. Vi ho letto l'intervista sul Corriere, il Corriere che fa domande sul femminicidio. Luca Zaia giustamente dice no, Vannacci ha preso uno scivolone, e con lui chiaramente tutta la banda dei parlamentari che fino all'altro ieri dicevano sì no, giusto il femminicidio, compresa la famosa deputata Laura Ravetto, però Luca Zaia non dice niente del suo futuro in questa intervista. Strano, il Corriere non osa fargli, forse si è dimenticato Zapperi, di fargli una domanda sul futuro politico di Luca Zaia. Che sbadato, veramente. Ancora, non mi ricordo, l'ho già sentita questa sul cursore. Fammi sentire. Buongiorno Sammy, buongiorno agli ascoltatori, sono Albino. Io ascolto queste notizie, mi si rizzano i capelli in testa, già mi incavolo. Beato te che li allora, hai. due scene che fanno vedere che girano, quelli che poi riprendono coi telefonini e le postano. Allora, due carabinieri, ci sono questi 4 bastardi di fronte, 4 o 5 quanti erano, cominciano ad insultarli e ne dicono di tutti i colori, ma di tutti i colori, zitto perché ti spacco la faccia, qua comando io, tu devi stare zitto, ti butto fuori a calci in culo, e i carabinieri poveretti zitti, chiaro? L'altra scena, quella appunto verso la polizia locale, che ne combinano di tutti i colori e nessuno fa niente. Perché? Io mi domando questo, perché? Perché? Stesse scene però girate non più in Italia, Stati Uniti, uno alza la voce davanti al poliziotto, questo era un mancino, gli ha ficcato un cazzottone in faccia e l'ha steso. La polizia tedesca, stesso discorso, sono arrivati e hanno fatto gli olandesi li hanno caricati di botte coi manganelli a sti bastardi. È chiaro, qui invece no, non si muove nessuno, ma un motivo c'è, è una sola parola: magistratura. Magistratura. Perché poi quelli denunciano il vigile o il carabiniere che si è rivoltato, che deve essere umiliato e deve stare zitto, e cosa fanno? I giudici li prendono, li accusano. A questo punto qua questi poveretti, oltre ad avere un'accusa sulle spalle, devono anche pagare i danni morali a questi figli di buona donna. È uno schifo. Ciao. Abbastanza. Intanto la Lega ha fatto questo disegno di legge proprio per far sì che non vengono indennizzati i ladri che, poverini, si fanno male durante il loro lavoro o addirittura perdono la vita. Che ne pensate voi? 340 6709 659. Sammy, sono contento che il Consiglio della Rai si è sciolto. Ieri ho sentito da sinistra il commento: come era concepita la TV di Stato poteva essere chiamata Telemeloni. Sicuramente non si poteva chiamare Tele Salvini, nonostante abbiamo 3 bravissimi ministri, Salvini, Giorgetti e Valditara, e del loro lavoro se ne parli pochissimo. Alla sinistra interessa che si parli di loro e di Vannacci. Speriamo che il prossimo Consiglio Rai sia più imparziale. Grazie Mario, sono un contribuente ruspa in pensione, sono Silvestro alla Vigna dalle 5 di stamattina. Personalmente propongo Ben Gvir per questi stupidelli di Maranza. Silvestro, gatto maldestro, non si dicono queste cose, no, assolutamente. Ben Gvir no, però secondo me qualche restrizione ulteriore, magari cambiamo le regole di ingaggio per le forze dell'ordine. Che ne pensate? 340 6709 659. Grazie Silvestro per la mano che ci dai, grazie a tutti voi per la mano che ci date anche con quei famosi 5 euro. Fatti di Roma, lancia fiamme anche e soprattutto chi nel tempo con il loro lassismo calcolato ha portato a questo. Gino, te l'ho detto, non esageriamo, per fortuna ci sono le leggi, se ne possono fare di nuove, il problema è che poi vanno applicate e ci deve essere anche qualcuno che ci permette di applicarle. Allora, da una parte giudici e magistrati, dall'altra un presidente della Repubblica che non stia lì poi a condannare se la polizia si difende, capisci? È un problemino, sì,
perché come avete visto con la presidenza Rai, anche la presidenza della Repubblica deve essere solo di sinistra. E sarà un bel casino, sarà una bella battaglia. Se la Russia mette a posto l'Ucraina finisce tutto e non dovremmo più difenderci da nessuno, o forse avremmo la Germania come nemico da combattere. Il Diba non credo proprio che sia di sinistra. Anche questa è una bella domandina. Comunque pare intenzionato a entrare in politica. Torno per un attimo sulla Stampa, pagina 15, perché si ferma. Adesso mi sbatte fuori anche dalla Stampa, non c'è più religione, cioè la Stampa non è abbastanza di sinistra secondo il mio computer di bordo, conto corrente postale 37671294, signori, aiutate Radio Libertà ad avere un computer meno comunista e io vi porto nuovamente, persevero, pericolosamente persevero, ritorno sulla Stampa perché finiscono gli sconti, attenzione, gli sconti sulle accise, questa volta non sono stati rinnovati, siamo preoccupati, non tanto, nel senso che comunque sono scese le quotazioni, però da domani finisce la stagione degli sconti sui carburanti. Accise, stop allo sconto su benzina e diesel. Meloni, la detassazione dei rinnovi contrattuali sarà confermata, bene il salario giusto, ma stop agli sconti su benzina e diesel. Posso dirvi di provare a fare il pieno quest'oggi? Tanto prima o poi dovrete rifarne un altro. Sulla Verità, i giudici si aumentano la paga di 16.000 euro. TAR e Consiglio di Stato ritoccano gli arretrati, l'aggravio per il ministro Giorgetti sfiorerà il miliardo. Ai colleghi riconosciuta quella retroattività che la Corte Costituzionale aveva invece negato ai dipendenti pubblici. Siamo sulla Verità, in centropagina Landini oltre i limiti, Veneto basato sullo sfruttamento. Stefani si scusi con i lavoratori. Centropagina, l'uomo delle mascherine mi ha rubato 1,2 milioni. L'ex banchiere Guidi è accusato da un imprenditore su cui pende un mandato di cattura per associazione a delinquere. Fa il paio La Verità con il quotidiano La Stampa, che dice oggi in prima pagina che sono aumentati i morti. Invece La Verità scrive nessun aumento di mortalità per il caldo. Il Ministero della Salute smonta gli allarmisti, gli ospedali non sono stati presi d'assalto. Chi ha ragione? Tan ta ta ta. Schillaci gela i gufi dell'Apocalisse, il caldo non ha aumentato i morti. Pagina 2 della Verità, il Ministero della Salute spegne gli allarmismi anche dell'OMS dopo la riunione con la cabina di regia. Solo a Torino più decessi, capito? Cioè praticamente la Stampa strombazza Torino capitale, no? Ma dalle altre parti no. A giugno 7 gradi sopra la media, ma nessun boom di accessi negli ospedali. Quindi, punto di domanda, giro la pagina, siamo sempre sul quotidiano La Verità. No alle pale eoliche se producono energia per altri territori. Interessante l'articolo di Mirko Morini. Credo nella transizione verde, ma nuovi impianti rovinerebbero il paesaggio. Il paese è un mosaico di luoghi con identità diverse. Maurizio Belpietro scrive invece: gli ecologisti si lamentano sempre, ma le alternative? Sarebbe sbagliato imporre mulini a vento solo ai comuni brutti. Ora basta ideologia, le centrali nucleari sono l'unica soluzione. Signori, argomenti potenti che riguardano il nostro futuro. Le centrali nucleari sono da tirar su, chiaramente facendo un mix di recupero energia tra una fonte, l'altra e l'altra ancora. Ma in che lingua devo dirvelo? Fa sicuramente chiacchierare l'articolo di Carlo Cambi, che ascoltate spesso sulle nostre frequenze. Gli animalisti tarpano le ali all'Italia, TAV bloccata, causa nido di uccelli. Stop al cantiere di Desenzano del Garda, signori, c'è il Gardaland, ci sono tante di quelle robe, ragazzi, cementate alla grande, ma la TAV non può passare. A Padova reti antisterco di piccione, frati denunciati. Volete sapere cosa significa PNRR? La vera dizione è
per non ritenersi rapaci. Già più dell'opera dell'uomo conta il volo degli uccelli, scrive Carlo Cambi oggi sulla Verità. Se siete convinti che le paralisi dell'Italia si annidano nella burocrazia, sbagliate, stanno proprio nei nidi. Così si apprende che per il secondo anno consecutivo, ma il WWF incolpa il cantiere di Leso Gruccione, sostiene che già da 3 anni si sa che gli inquilini piumati sono lì, è stato bloccato l'appalto dell'alta velocità Brescia-Verona per non disturbare una colonia di questi passeggeri dal piumaggio turchese giallo, verde e rosso, che oltre a essere no-TAV siano anche pro-Pride e perciò intoccabili. Si scherza, un gruccione. Parlando di uccelli, questi sono assai particolari, nidificano scavando gallerie nella terra smossa e devono essersi trovati bene nella zona di Desenzano. Passare l'estate sul Garda non è male, poi c'è Gardaland appunto, ci si diverte, perché ci hanno preso casa. Per non disturbarli sono intervenuti i carabinieri forestali che hanno bloccato le ruspe. La denuncia è partita da una signora di Grezze che, vedendo i variopinti passeri, ha avvertito il WWF, che a sua volta ha messo in azione l'arma. Le ruspe devono tacere fino a fine agosto, quando i piccoli gruccioni potranno volare uscendo dal nido tunnel. Ci sono altri esempi di come gli animalisti stiano fermando l'Italia. Se volete, oggi ne parla il quotidiano La Verità a pagina 3, mentre a pagina 5, eccola qua, le toghe intascano 16.000 euro di arretrati. TAR e Consiglio di Stato accolgono ricorso dell'ANM sugli adeguamenti salariali ritenuti troppo bassi, poverini. L'aumento solo per il triennio 2018-2020 ci costerà 200 milioni, ma considerando anche gli anni successivi il conto può lievitare tranquillamente a 1 miliardo. Gulp. Ritorno ancora sul quotidiano La Verità, anche qui la brutta notizia che fa capolino su alcuni quotidiani. Si ripete una storia già vista. In scooter salta il posto di blocco, pregiudicato rom muore nella fuga. A Pescara 2 individui cercano di seminare le forze dell'ordine. Durante l'inseguimento il ciclomotore urta una gazzella, nella caduta perde la vita Massimo Ciarelli, che era in semilibertà. Nel 2012 ammazzò un ultra, quindi non uno stinco di santo, per carità, però comunque una vita persa perché non si è fermato al posto di blocco dei carabinieri. Il giornale di quest'oggi giustamente ha parlato dei Maranza, Maranza in prima pagina, Maranza su Roma, paura al Colosseo. Subito all'interno però vi segnalo quelli statali complici dei clandestini. Giulia Sorrentino ci parla del blitz avvenuto a Nuoro, scovato dai carabinieri il sistema illecito con l'aiuto di cafe italiani complici dei clandestini e dell'immigrazione illegale. Potete immaginare di cosa parlo, ma trovate tranquillamente tutto quanto a pagina 13. A Parigi è più divertente il posto di blocco dell'algerino che sfida la legge, sempre figli del barcone sono, paga o ti bagno, si apposta nelle vie e se non gli dai 2 euro, quindi il prezzo è modico anche, ti spruzza con la pistola d'acqua. È divertente, dai, questo non lo remigriamo per questa volta. Questi altri sì, invece. Patrizia Tagliaferri sul Giornale ci parla dell'allarme Maranza a Roma. Una baby gang scatenata va all'assalto degli agenti. Paura al Colosseo. Calci e pugni alle auto, vigili feriti, fermi e un arresto. Il precedente pochi giorni fa, signori. Paginone quest'oggi sul quotidiano Il Giornale. Anche qui fuga in scooter dopo l'alt, frontale fatale coi militari e attenzione, qualcuno vorrebbe dare la colpa ancora una volta a loro. Il Tempo, i grillini fanno scudo all'uomo mascherato, ma che ci interessa a noi è la pagina 9, signori, guarda qua, l'uso dei sondaggi contro il governo. I principali istituti dopo il referendum davano il centrodestra in calo, le amministrative li hanno smentite.
Ma l'esecutivo Meloni resta uno dei più solidi della Seconda Repubblica. Fatto sta, lo chiamano effetto Aiazzone. Quando un messaggio viene reiterato, la notorietà cresce, ma oltre una certa soglia produce assuefazione e infine fastidio. Quindi attenzione anche voi vannacciani, perché potrebbe darsi che finisca poi questo boom. Interessante, ne parla oggi Il Tempo a pagina 9, mentre Repubblica, oltre al titolo principale Vigilanza Rai nel caos, a pagina 30 ci parla del censimento sull'Islam. È polemica nelle scuole. Dicono che sia un controllo ideologico. È possibile un censimento sull'Islam nelle scuole italiane? Il Ministero dell'Istruzione nega nessuna schedatura, ma la CGIL attacca: episodio gravissimo e inaccettabile, siamo al controllo ideologico. Valditara vuole sapere chi ha fatto gite in moschea, ma non è una schedatura. La sinistra critica una corsa a chi è più di destra. Mi fermo, la mia corsa è finita. Da Sammy Varin, grazie a Simone in regia, io ritorno alle ore 11. Avete ascoltato